Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Un uomo di 45 anni di Cloud alle muar dopo essi sta pondi diversis spaz fatal palom un colpo anafilati causato dal velen da insets. Alle succeduto in un giardin di San Martin di Chiampagne, frazione di Davian, con la vittima che gli è stata soccorruta da Urman di un'amica che si chiattava con lui. Immediati soccorsi in ambulanza che lo hanno portato in ospedale a Pordenondula, che però ha espirato. Sul fatto a indagini carabiniers e gli primis testimonianci hanno sottolineato che l'uomo non soffriva di allergie specifiche. Il comportamento più aggressivo di Iespis e Iespaz, segnalato più volte in regione, è dovuto al SEC. Di fatto la carenza di aghe e porta a stressare i coloni, che dunque ad eventi più rabbiosi. Il numero più alto di attacchi alla sclarita Telefriuli Pietro Zandigiacomo, entomologo dell'Università di Udine, non è dovuto a un aumento del loro numero, ma a un diffonduto nervoso tra insetti causato proprio da mancanze di liquids. E il Consorzio di Bonifiche Ciline Midune all'anticipe il stop a irrigazione di soie e blave in tai chiams. Gli snovis drastichis misuris entreranno in vore di Vinars, no a Madone di Avos, come previeduti in precedenze. Ai socis in tesoris prossimis saranno consegnati i new oraris di irrigazione, favorin gli sculturis pluriennals, tanche viz e arbui di risultati. Le riduzioni applicate in passato, l'ha sclarito il direttore del Consorzio, Walter Colussi, non hanno permesso di arrivare a voi con anche moaghe, se di nuovo in scugnu, già si era le irrigazioni a lui. Si dismente di metti il freno a mano e al chiappe sotto la femmina, con la macchina alle capitata Flaibandula che un uomo di 85 anni ha colpito col veicolo la femmina di 81. Aveva parcato l'auto sulla rampa di rimesse, ma per pendenze e il manchiato inserimento al freno, il mieccia l'ha scominciata laiù colpendo la femmina che ha riportato un trauma cranico e une fratture a une gambe e è ricoverata in condizioni gravi all'ospedale di Udine. Une sessantine tra colis e smalz sono stati sequestrati in une botteghe cinese di Chiassà per mancanze di corrette etichettature. In particolare, non erano indicazioni relative a presenze di sostanze chimiche pericolose, anche previeduto de normative europee. A compì il sequestro, i carabinieri dal NAS di Udine hanno imponuto anche ai titolari una sanzione amministrativa pesante. Sono 956 le nuove positività al Covid-19 in Friuli, Venezia Giulia, chiatati in questi ultimi 24 ore, a fronte di 5.603 tampons tra molecolari e antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, con 243 pazienti in che gli altri reparti de Sares Medicis. Si è registrato un decesso, un uomo a Pordenone. Sono las su a 5 in regione i casi di West Nile in Friuli Venezia Giulia e Duc Scuviers dal plasma donato. L'ultimo caso è succeduto a Sacildula che una persona gli è risultate sintomatiche ma c'è che al momento viene interessata l'apparato neurologico. Una malattia che viene mandata dai moschini, il veicolo principale di diffusione per questi esperti, a domande in lievità qualche sedi di aghe in chiesa e in tai giardins, che può di favorire il proliferare di questi insetti. Anche un gnot di fug sul Chiars, che volte in comune di San Dorligo de Valdos, Frazions, Preben e Crosade sono stati evacuati per decisione dal sindic, perché minacciati in maniera diretta des flamis. Il fug, svampato a pochi metri dal confine di Stato, si è svicinato a es chiasi, prima di essere mandati in daur dai guardis dal fug. All'estate domandato l'intervento di un Canadair per domare gli flamis, intanto che sono a lavoro degli elicotteri di protezione civile.
La PMP di Cosean smira assumi 250 lavoratori in i prossimi 3 anni. L'annunzi fa da stesse aziende al va dall'impegno chiappato dal gruppo internazionale a pro di istituti scolastici, tecnici e superiori dal territorio. La PMP è adonata di fatto l'anno passato une isole robotiche didattiche all'Istituto Linussio di Codroip per collaborare in preparazione dai futuri tecnici di là di fornire materiale palin modernamente sofficini de scuole. A più par dai studenti, la Sclarit Stefania Previtero, responsabile delle risorse umane de PMP, che ospitin per un periodo di alternanza scuole-lavoro, sedi de scuole superiori che de università, ai fin o fasin une proposte di assunzione. Dis ristoradors de città di Udine hanno inviato un progetto per valorizzare l'accetta e la ristorazione in capitale furlane. Un progetto che ha chiatato il supporto de zonte, cemut che nos clarisse l'assessore Maurizio Franz. Allora, è partita da 9 iniziative che si chiama la Cucina Udinese, che ha messo insieme un'associazione di ristoratori e operatori del settore della gastronomia della città di Udine, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto, perché sempre di poi vedere che i turisti arrivano a Udine per via delle bellezze storiche e architettoniche della nostra città, ma senz'altro il cibo, il food, il beverage e il vino sono un elemento di grande attrazione. Però bisogna migliorare la qualità del servizio, quindi l'obiettivo che l'associazione ha, che è nasciuta anche grazie al supporto e collaborazione della Regione tramite Promoturismo e dell'Università di Udine e della Fondazione Friuli, è anche l'obiettivo che ha di organizzare, oltre che iniziative durante i grandi eventi che vengono dal settore, quindi Friuli Doc e AIM Project, ma anche di fare una specie di scuola di formazione che saranno presenti i più grandi chef e i più grandi operatori del settore, che faranno di scuola appunto a tutti che hanno voglia di aderire, che non sono nomi che gli operatori che hanno fondato l'associazione CAM, ma che inviate a tutti i ristoratori e operatori della gastronomia della città di Udine, con l'obiettivo appunto di fare una formazione sui temi importanti, perché la qualità del cibo è sempre una roba di grande attrazione e di grande importanza anche sotto il profilo turistico, e quindi di attrarre sempre poi i turisti a Udine, come stiamo vedendo anche in quel periodo che, nonostante il chialto di agosto, e quindi ti elenco un grande interesse a che iniziative ha, e facendo naturalmente in bocca al lupo a quei operatori che hanno voluto aumentare le offerte qualitative della nostra città. Al torne a Colore di Montalban la rassegna Tango da pensare per cure di associazione punto musicale. Non si è presente il sindaco Luca Oban. Alle tut pronta a Colore per Tango da pensare? Sì, alle tut pronte, siamo veramente contenti di ospitarlo anche quest'anno insieme con le comunità collinari, fondamentale per queste iniziative, perché è stato che ha dato il contributo. Gli appuntamenti si attaccano in l'11 che alle Ioibe, il 13 che è sabato e il 18 che è alle Ioibe. È una serate veramente forti, di gran livello con artisti mondiali. Una grande occasione per Colore, per la Indi Colore. Sì, per la Indi, ma soprattutto per tutto il territorio, perché le importanze, l'unione sta insieme come tramite le comunità collinari di 15 comuni, di far conoscere i nostri territori, le nostre culture, le nostre storie in tutte le altre realtà limitrofe. E per queste sere alle Dud, Novis al torne domani, buone serate, mandi.